Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Mentre il fucile urla fuoco tutto il giorno, volano avvoltoi nel cielo attorno, avanza il battaglione, brilla il ferro e l'ottone, cadono sull'erba mille bravi cittadini. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere. Mentre il cannone lancia lampi nel cielo, rullano tamburi, incalzano zampogne, insieme alla polvere, sangue e sudore, cadono sull'erba mille bravi contadini. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere. C'è un re che dorme, rapito dalle rose, non si sveglia nemmeno quando madri silenziose, unite dal dolore a giovani spose, gli mostrano un anello con inciso sopra un nome. C'è un re che non scende dal trono, c'è un re che non fa nessun dono. C'è un re che non scende dal trono, c'è un re che non fa l'ultimo dono. Dedicatissimo a Enzo. Queste parole sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori, sopra una pietra c'era scritto così: ho difeso, ho difeso il mio amore, il mio amore.
Buonasera. Buonasera Luciano Bianchini. Ciao Enrico. Buonasera Alessia Chelucci. Buonasera Peiretti. Ma che inizio molto nomade. Un sì. inizio nomade, 2 brani dei nomadi, c'è un re e ho difeso il mio amore con tanto di dedica, una dedica Sì, importante. sì. Ma Molto. chiudiamo il discorso, parliamo d'altro, parliamo di quel numero che ci lega a voi a casa, quel numero che senza quel numero noi non sapremmo mai chi abbiamo davanti. Che numero è? Devo Sentiamo. dirlo io. Ma sì. 348 80 42 54. Oh, e cosa devono fare con quel numero? E ci devono messaggiare, mandare i WhatsApp. Massaggiare? Massaggiare. Ah, no, messaggiare. No, messaggiare. Messaggiare. Chelucci, Sì. Chelucci, come stai? Abbastanza bene. Passato una bella grazie. settimana? Sì, incasinata, ma sono qui. Sei pronta per quest'ora musicale insieme a Luciano, insieme a me, soprattutto insieme a tutti loro? Ma certamente. E allora facciamo sì che questo corazon espinado batta più forte che mai. Per voi! Poi voglio leggerne tanti di messaggi stasera, ma tanti, anche perché poi abbiamo una gran sorpresa. Oh! Esa mujer me está matando, me espina del corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, herido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, por favor, y qué dolor nos trajo. Corazón espinado, como duele, me duele el amor. Como me duele el amor. Como duele el corazón cuando nos tienes pegados. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor. Corazón espinado, cómo duele, me duele el amor. Cómo me duele el amor. Corazón espinado. Cómo me duele el amor. Luciano, me la fai sentire? Vamos, la chitarra di Luciano! Casa Peretti.
viene pure voglia di ballare con Luciano che mi dà questa grinta. E basta, si è capito che ti sei divertito? Quando mi diverto non riesco a fermarmi. 50 euro perché ti sei divertito dopo, sì. vabbè, no, dopo si mangia il petto di pollo in bianco perché sono a dieta, mio caro Bianchini. Quindi Tu sei a dieta. insalatina e petto di pollo alla griglia con un po' di peperoncino sopra, ok? E invece voi amici a casa cos'è che state mangiando? Fatecelo sapere al 348 80 40 254. Credo che abbiamo iniziato con 3 brani stupendi, Belli. ma il prossimo non è da meno. È una loro richiesta che è arrivata al 348 80 40 254. Loro sono gli Homo Sapiens e questa è bella da morire. Però vorrei sentirla cantare, ma proprio da tutti voi. La vostra voce, il vostro coro deve arrivare qui in questa stanzina piccolissima di Luserna San Giovanni. Siete in tanti lì davanti. La regia mi sta scrivendo che stanno arrivando tantissimi messaggi e questo ne siamo orgogliosi. Però abbiamo bisogno di una carica per questo brano, perché il ritornello non è facile, perché insomma è un brano importante, dobbiamo farlo bene. E solo con la vostra carica voi dite sì, ma Peiretti, dai, noi siamo davanti alla TV, non arriva a voi a Luserna. Invece sì. Arriva. Scommettiamo? Bella da morire per voi. Perché è così che funziona. Nel film d'amore vince sempre il bene e chi si lascia torna sempre insieme, ma per noi due c'è un'altra fine adesso. La folla dei colombi che ci osserva, il freddo, i nostri aliti, la nebbia e piangere domenica mattina qui per te. Vorrei sentirvi tutti adesso. Che sei bella da morire, ragazzina. Sul tuo seno da rubare, io non gioco più. E sei bella da morire, tutto sembra un film da girare troppo in fretta, con la fine sopra i tuoi blue jeans. A 16 anni non si perde il cuore, nemmeno quando provi a far l'amore, e tu con me hai vinto tutto quanto. Di te rimane solo una maglietta lasciata sopra il letto in tutta fretta e un pianto di domenica mattina qui per te.
da morire Homo sapiens. Ancora una volta insieme. E sei bella da morire, tutto sembra un film da girare troppo in fretta, con la fine sopra i tuoi lucidi. Bene, se vi è piaciuto questo primo tempo, provate a cambiare canale, vengo lì. Non cambiate canale, anzi approfittate della pubblicità per gustarvi i nostri sponsor e mandarci dei messaggi che ci fanno tanto piacere. 348 80 40 254, numero c'è scritto lì. Pubblicità. Vai, lanci tu, lancio io, l'ho già lanciata. Proprio, pubblicità. Buonasera e bentornati in questo secondo tempo che inizia in un modo molto particolare, perché è partita la tournée di Vasco Rossi a Trento e io ho degli amici a Trento, allora ho detto senti, lo so che sarà quasi impossibile fare un collegamento anche perché ci sarà il mondo, però andiamo a vedere queste immagini proprio dal vivo, dal telefono del nostro amico Diego. Guarda quanti sono, una marea di gente. Non so se mi senti. Ciao Diego, ciao. Io non lo sento Diego, ma capisco il problema tecnico di essere in mezzo. Non so quanti sono questa sera, però vediamo un po' se Diego riesce ancora a farci vedere proprio un'inquadratura grande di tutto questo parco. C'è gente da tutta Italia a vedere Vasco lì. Quanti anni ha Vasco? Non so quanti anni ha, so che però ogni concerto potrebbe averlo. Cioè, ma incredibile. C'è gente a Luserna, da Trento, ma tanti. Quindi adesso proviamo a omaggiare Vasco con un brano di Selli, cioè il brano di Vasco Selli, e nel frattempo se la nostra regia riesce a connettersi di nuovo con Diego, mentre tu canti vediamo questa marea umana. Fantastico. Ok? Proviamo a farlo, regia, tanto lo sai che qua è tutto improvvisato, un po' così, ma Peretti piace. Vai, proviamoci. Chiama Diego, Fabrizio. Nel frattempo arriva la voce di Luciano Cosselli. Se lì cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se gli è già stata pulita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, Eccoli! per non sentire l'amarezza. I fans di Vasco Rossi in diretta in casa Peretti. Ma quanti sono? Senti che fuori piove, No, lì non piove. senti che bel rumore. Se lì cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai non guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutta un'equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Un giorno faremo una puntata di Casa Peretti con tutta quella gente davanti, penso. E dove la metti? Qui senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma
Vedi, è proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine domani. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento come se fosse l'ultimo. Cammina per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcuno si è salvato. Forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse è giusto così. Forse ma sì. Cosa vuoi che ti dica io? Senti che bel rumore. Voglio ringraziare Diego e tutti i nostri amici. Bravissimo. Di Luserna non solo, che sono lì pronti per assistere a un grandissimo concerto. Grazie Diego, so che non mi puoi sentire, che è quasi impossibile, ma grazie per averci fatto vivere queste emozioni insieme a te. Ciao Diego, grazie. Ciao. Vediamo se riusciamo a fare un saluto. Ciao Diego. Ciao. Iete. Ciao, arrivederci Diego. Lo salutiamo dopo. Capisco la differenza, cioè la difficoltà anche perché prima di Vasco comunque ci sono i gruppi spalla e i watt lì non è che sono due casse da 400 come io e Bianchini a suonare nelle piazze, lì ci sono 400.000 watt, quindi cambia un pochettino. Fabrizio, io direi di andare a leggere tutti i messaggi che ci hanno mandato solo finora però, perché nel terzo tempo ne vorrei leggere altrettanti al 3480 40 254. Vai Fabri, grazie. I pensieri sinceri e abbracciare il cuore delle persone speciali. Semplicemente fantastico, Nadia è da Luserna. Grazie Nadia, grazie. Ciao ragazzi, vi seguiamo sempre con piacere. Voglio dedicare una canzone al mio futuro sposo messicano. Wow. A voi la scelta. Chi trova un amico trova un tesoro. Deborah da Torino, certo. E poi chi trova uno sposo messicano ancora di più. Io vorrei anch'io una sposa messicana. Stasera faccio fare un viaggio nei ricordi di Ale Luciano con Alex Blanco, sperando vi faccia piacere. Ciao amici miei. Enrico, non avremo a casa Peretti prima o poi il Roby? Non so di che Roby parli. Comunque ciao Christian, grazie, buon weekend anche Ciao. a te. Ma Ciao. scusa, ma che belli che eravate lì, Grazie. Dov'è? No, l'altro ieri avete fatto questa foto. Casa Peretti, un bellissimo abbraccio per ognuno di noi. Sempre ottima musica e diversa ogni sera. Bravissimissimi, tanti baci Dani. Grazie Dani. Ciao dal grande Puffo. Se fai banda nel vento dei Pooh, bravi, grazie. Buon fine settimana. Era quasi estate, quasi troppo tempo fa. L'affitto un biglietto d'autostrada. La metto subito, caro amico, dai. Un caldo weekend inizia con il trio Meraviglia, Alessia, Enrico e Luciano. Un bacio a Alfonsina e Germano. Grazie. Che fa anche rima, Sì. Luciano, Germano. Ciao ragazzi, c'è un re. Ma anche tornato Big Luciano, sempre grandi. Max Vasco, un abbraccio al maestro per ciò che lui sa. T'abbraccia per Grazie, ciò che tu Max, sai. grazie, Questa è una ciao. cosa privata tra di voi, non voglio saperne, va bene così. Vai. In casa Peiretti con Enrico, Alessia e il grande maestro Luciano per le belle canzoni che cantate vi ringrazio con una poesia che
con una poesia che trasmette un pensiero che è dentro ognuno di noi. Abbraccio la mia vita, che è così meravigliosa. Il respiro di me, dentro di me, è la mia vita. La più bella cosa del mondo. Un abbraccio da Tony. Ciao Tony, grazie. Grazie. Questa sera abbiamo anche i poeti Mannaggia, all'ascolto. sì. Famiglia Peiretti, la Y va prima, beh va bene lo stesso. La musica dei sogni, amico Enrico, ti guardo tutte le sere. Un grosso abbraccio alle tue bellissime ragazze e al maestro Luciano. Ciao Maurizio, Villa d'Ossola. Ciao. Ciao, Maurizietto, grazie. Qui facciamo festa, ma non ci facciamo mancare la vostra musica e simpatia. Grazie, ciao da Paola, Enrico, Alessandro, Filippo, Lorenzo e Arianna. Brava, Grazie a tutti. buona festa ragazzi, buona festa. Ciao ragazzi, il vecchio Chelo è sempre con voi e anche se non può seguirvi come vorrebbe, bravi, grazie. Grazie, un abbraccio grande grande. Grazie Luciano per il mio papà, Samantha, e 3 cuoricini, uno per te, uno per Samantha. Bacione. Buonasera maestri, abbiamo cominciato la grande con i nomadi, siete strepitosi, un abbraccio a tutti da Tino e Vetta. Ciao ragazzi. Ciao. E un saluto a tutta Volvera, inizio favoloso, bravissimi da Enrica. Ciao Enrica. Ciao, Enrica. Ma che bel nome, ma che bel nome. Non ci sono parole, grandi, vi voglio bene, Ferruccio da Novara. Anche Grazie. noi ti vogliamo bene Ferruccio, sia a te che alle grappe che ci hai spedito, ma che non ne ho più, eh. Caro Luciano, sei stato straordinario, grazie Giulia. Grazie Giulia, grazie. Ciao Giulia. Ciao Enrico, Alessia e Luciano, sempre un bellissimo inizio. Buona serata a voi e a tutti quelli che mi conoscono. Brava. Carla da Luserno l'ho imparato. Che Lucci l'ha imparato, L'ho ma- imparato. Pro- Carla, non progressi. cambiarlo, che lo so. Casa Peiretti. Ciao, bella interpretazione del brano dei Nomadi, bravo Luciano. Bravo, non so chi Luciano. sia, Vero, però, vero. Non grazie, importa, grazie. importa. Se non si firmano ma continuano a mandare tutti questi messaggi va benissimo. Alessia, Luciano e Enrico, 3 artisti perfetti con Enrico Piretti. Voleva fare la rima, l'ho rovinata. A voi ogni sera la musica è un'intensa primavera. Grandi baci da Flaminia. Ciao Flaminia, Ciao, grazie. Flaminia. Ciao Flavio. E un abbraccio a tutti Boscolo. Mamma mia, maestro spettacolo, grandissimo, sempre il top. Mi ha emozionato con corazon spinato, bravissimo. Ciao Enrico, ciao Alessia, buon fine settimana, Max76. Quindi Grazie Max. ciao Enrico, ciao Alessia, è arrivato dopo. Sì, ma grazie. L'importante è che si emozionano col Bianchini. Vabbè. Poi Un inizio nomade, una voce da brividi, maestro Luciano, cantiamo e vibriamo, stupendo. Nomadiamoci, Anna da Torino. Nomadiamo. Un abbraccio grande Anna, grazie. beh, nomadiamoci, mi piace tantissimo, Esatto, ragazzi. anche a me. Grande maestro con il pezzo di Santana. Grazie. Chiunque tu sia, grazie. Questa sera faccio il bis. Grande assolo Luciano, Max Vasco, Corazon e Spinado. Bravo Max, Lucianino, grazie. il nostro Max, che gentili che sono. E arriva anche Gina da Torino con questo messaggio. Vai Luciano, sì, sei divertito e noi... E a noi ci ha fatto tremare come ha tremato la giacca di Enrico. Sì, ma non solo la giacca, anche le pareti qua di Casa Peretti. Con l'assolo di Luciano viene giù sempre qualche Grazie intonaco. Gina. Ciao, io ho mangiato asparagi. Ciao da Rico di Rivarossa. Bah, mi piacciono gli asparagi gratinati con un po' di uovo sopra. Bah, un po' di vabbè, gli asparagi, ragazzi. Io voglio andare a vivere a Santena. Io mi sono fatta le polpettine con le carotine, tutto piccolo, però polpettine, Fine, carotine, c'è il panino. Beh, ciao Dari, brava. È per solidarietà che noi siamo a dieta, vedi, tutto Aia, piccolo. noi abbiamo mangiato l'anguilla in carpione. Beh, non ce l'ho mai fatta a mangiare l'anguilla ancora. Con insalatina, anguria e caffè con panna, Carla. C'è a tantissimi che piace l'anguilla. Io non ce la faccio. A Luciano proprio ne va matto. Luciano Ho vive. mangiato spaghetti al pesto. Luciano vive per l'anguilla, bravo! E le Dai, anguille- bravo. Com'è che fa le anguille del Po? Sono le più lunghe, più belle, più strette le anguille del Po. Ciao spaghetti con Anduia, saluti da Mario Meri, Anto di Vignolo. E un'altra qua si sfonda un portone aperto, l'Anduia la adoro. Trio magico, più Vale, BR7, Top Casa Piretti e tutti i tuoi ospiti, vi voglio bene, anche noi te ne vogliamo. Ciao, Ciao Ciro. Ciro, Ciao, Ciro, bocca ciao. al lupo per ciò che sappiamo noi. Ciao ragazzi, ma che serata fantastica. Inizio al top, siete un trio fenomenale. Ciao da Marisa. Grazie Ciao, Marisa, Marisa. ciao. Grazie per Selli, maestro Bianchini, davvero emozionante. Bravissimo Beppe e Lore. Grazie, è stato un piacere, grazie. Casa Peiretti, grazie per le canzoni dei Nomadi. Pierluigi da Diano d'Alba. Quella. Sicuramente è Pierluigi, sì. Sì, Ciao direi di sì. Pierluigi, grazie. Ciao. Salutiamo tutta Diano d'Alba. Vasco a 70, Mi ti dico sembrava. tutto io Enrico e futuro Vasco. Gina da Torino. Ciao Gina. 70, tanti Brrr, complimenti, sì, esatto, bravo Luciano, un abbraccio da Lina, la tua Lina da Borgaro, Sì, che scrive ciao, sempre Lina, quando ci sì, sei tu. Brava bravissima. Lina, brava.
Grazie per il brano di Vasco, sentimenti di tristezza, allegria in un insieme di emozioni, come diceva Battisti. Due mondi diversi ma brividi, vi adoro. Anna da Torino. Ciao Anna, grazie. Ciao, grazie. Ma quanti siete stasera, ragazzi? Ma che bel fine settimana. Il gruppo di Casa Peretti ha un quarto componente. Sì. Certo, la chitarra di Luciano Bianchini, perché la fa parlare letteralmente. Complimenti da Valterino e Giovanni, siete stati stupendi sui Nomadi. Grazie. Concordo per ciò che scrive la nostra Valterina, soprattutto sul discorso della chitarra. Chissà se la tua Selli ti ha sentito, Luciano. Io ho apprezzato, saluti a tutti da Elisabetta, la tua Selli, il tuo cagnolino. Sì, grazie Elisabetta. È la mia Secondo me cagnolina. se la tua cagnolina era davanti alla TV, ogni volta che cantavi si girava. Dov'è il babbo? Dov'è il babbo? Secondo me Peretti, visto che c'è la chitarra più che concordi, concorda. Scusate, dovevo Scusa, dirlo. non l'ho capita, me la potete rispiegare? Concorde, no? Le chitarre. No, me ne vado. Va bene, ciao. No, guarda Bianchini. Va bene, andiamo fai così. avanti noi, schiaccia il botton. Lanciate, io me ne vado perché una cosa così C'è la pubblicità? non la sento dai tempi di Villata. Io trovo che sia stata bellissima questa battuta, comunque mentre voi ancora ridete Mi e guardatevi raccomando. anche là. Pubblicità. Voglio dedicare questo brano a tutte le persone che stanno vivendo una storia, chiamiamola clandestina, da amanti. Ancora tutto all'aria da ieri sera, è più comodo in albergo, paghi il conto e te ne vai, ma in certe cose tu ci credi ancora. Far l'amore nel tuo letto, prepararmi il tuo caffè, poi mi lasci andare via quando è ora, perché ognuno ha la sua vita e la mia non è con te. Sei l'altra donna, la libertà, quella che sa e non può dir niente, quella che all'alba rimane sola e che non può mai lasciare impronte. Con me non puoi cercare casa, uscire insieme a far la spesa. Sei l'altra donna, quella importante, quella che ha tutto e non ha niente di me. Non è poi mica facile, il mio caro Bianchini. Avere l'amante? Non è poi mica no, il brano. Ah. No, stavo proprio pensando a questo. Ok. Non è facile perché poi devi gestire diverse cose. Mozziconi col rossetto parlerebbero di te. Quando ti beccano i mozziconi col rossetto è un dramma, è un dramma. A proposito di belle canzoni, arriva la voce di Alessia Chelucci con un brano che possiamo legarlo alla canzone di prima, perché comunque sia che sia un rapporto alla luce del sole, che sia un rapporto oscuro, quindi non visibile da tutti, l'importante è che ci sia amore. Amami. La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui, lasciami fare, spengo ad una anche le stelle,
Al buio sottovoce si dicono le cose più profonde ed io mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina. Cancella coi tuoi occhi le fragilità, riavvio coi tuoi sensi le voglie e la paura, l'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina e conserva di Dio anche le stelle, le tengo fra le mani, le conto sulla paglia e bocca contro bocca sono l'unica. Sotto questo cielo che ci illumina, amami come la terra, la pioggia d'estate, amami come se fossi la luce in un faro nel mare, amami senza un domani, senza farsi del male, ma dopo di noi c'è solo il vento e porta via l'amore e tutto quello che resta sono sogni incollati fino a dentro le ossa e abbiamo appeso le ali, viaggiamo dentro i ricordi e poi siamo soli, ma amami e dammi le mani, le mani, le mani, le mani. Emma Marrone alla voce, Alessia, Juanita, Colucci, tutti con noi. Amami senza un domani, senza farsi del male, ma adesso amami. Dopo di noi c'è solo il vento e porta via l'amore. Gracias. Visto che grinta questo brano, abbiamo anche l'applauso del pubblico. Non sentite l'applauso del pubblico? È vero. Voi non lo sentite, ma questa sera c'è il pubblico, sono quasi quanti quelli di Vasco. Quasi. Lui sarà 1 milione, ne abbiamo uno, però per noi va benissimo, anzi. Luciano, quanto manca, mia cara regia? Sì, possiamo ancora fare 2 brani? Direi proprio di sì, dai. Partendo da questo brano che è una richiesta, sì, è una richiesta. Devo dedicarlo alla mia amica Betta, Nei giardini che nessuno sa. Wow. Eccolo qua. Senti quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima. Fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro all'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili, tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità, quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai.
essere, troppa fretta in quel tuo crescere, non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole, quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Tutti! Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore, nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male, guardarti le ferite, poi qualche dente in più per mangiare e poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore una domenica e poi silenzi e poi silenzi. Vai regia con gli ultimi messaggi, dai. Nei giardini che nessuno sa si respira l'inutilità, c'è rispetto e grande pulizia e quasi follia. Ciao! Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti, non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita ti trascina qua, solo acciacchi e piccole anemie, siamo niente senza fantasie. Tutti! Sorreggili, aiutali, ti prego, non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negarli un po' del tuo amore. Stelle che ora brillano ma daranno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore una domenica e poi silenzi e poi silenzi. Vai Luciano! Signore e signori, ha suonato per voi e cantato il maestro Luciano Bianchini. Grazie. L'eleganza vocale, l'eleganza fisica, la simpatia di Alessia Juanita Chelucci. Grazie, vi ricordo Ciribimbi, sabato e domenica vi teniamo compagnia. Certo, programma dedicato ai bambini, sabato mattina, domenica mattina, sabato pomeriggio e domenica pomeriggio. Ho fatto un po' un
all'incrocio. Comunque Ah, ci siamo. Sappiamo l'ora? Che ora? Alle Vai. 11, alle 11 e alle 4 meno un quarto. Sia il sabato che la Sì, il domenica. sabato e la domenica. Programma fatto Sì. da voi, fatto benissimo, dedicato al mondo dei più piccoli. Grazie. E salutiamo anche Alan. Ciao Alan, Ciao, perché Alan, grazie. siete in tre. Sì. Siamo in tre, I tre sì. porcellini. No, Esatto, vabbè, sì. ma lasciamo perdere. Eh. Invece voglio fare un ringraziamento a colui che con me è un po' burbero, ma mi vuole così tanto bene che tu non puoi neanche immaginare. Fabrizio, in regia. Ciao Fabri, Forza grazie. Toro. Un grazie a Giuliano Falco come sempre e un immenso abbraccio a ognuno di voi. Ditelo in giro, cos'è Casa Peretti? Se volete rivedere questa puntata alle ore 23:30 ci aspetta una prossima settimana da non perdere. Giovedì sera cover di Mengoni, venerdì una puntata pazzesca, 7 fisarmoniche qui sul palco. Ragazzi, non cambiate canale, mai. E a tutti quanti un buon weekend. Grazie, ciao! Ciao a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao. Enrico